Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Caltanissetta, giovane morto per pancreatite nel 2021, indagati per omicidio colposo, 4 medici dell'ospedale Sant'Elia. Lo scandalo referti all'ASP di Trapani, dopo 2 ispezioni, 2 inchieste, i provvedimenti del governo in arrivo, il manager Croce resiste al suo posto e chiama in causa la regione. Sono 206 pazienti oncologici che hanno saputo in grave ritardo di essere malati. Caltanissetta, sono 10 gli indagati tra i vertici di Caltacqua e ATI Idrico, sono accusati di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. Mentre proseguono le ricerche dei 40 dispersi in mare del naufragio nel canale di Sicilia, oggi a Palermo il vicepresidente della Commissione europea Fitto è intervenuto sul tema della migrazione. L'Europa dice farà tutto per evitare altre stragi. Una notte di terrore a Gela, 3 incendi dolosi hanno devastato il centro storico, 6 auto carbonizzate, esplosioni e danni agli edifici, la città si sveglia sotto shock. Catania, consegnata alla locanda del Samaritano, la chiave benedetta da Papa Francesco, aprirà simbolicamente la casa che accoglie i padri in difficoltà. Calcio a Catania, tifosi galvanizzati dalla vittoria nel derby contro il Messina, domenica al Massimino atteso il pubblico delle grandi occasioni, oltre 1000 i biglietti già venduti a 3 giorni dal match. Ancora ben trovati, il Tribunale di Caltanissetta ha ordinato l'imputazione coatta per 4 medici che sono indagati per omicidio colposo. Il fatto risale al 2021, quando un 26enne morì e morì all'ospedale Sant'Elia dopo essere stato ricoverato per una pancreatite. Il servizio di Rita Cinardi. Era giunto in pronto soccorso per una pancreatite per poi morire nelle ore successive. Da allora i genitori di Mirko Mattina, un giovane pizzaiolo nisseno di 26 anni, hanno portato avanti una battaglia legale per capire se ci fossero state o meno colpe da parte dei medici, cosa che aveva fatto scattare una denuncia e la successiva archiviazione. Adesso però il GIP del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha disposto l'imputazione coatta per 4 medici dell'ospedale Sant'Elia indagati per il decesso del giovane avvenuto il 27 dicembre del 2021. A seguito della denuncia sporta dal padre del giovane, il PM aveva iscritto nel registro degli indagati 9 persone, tra personale medico e paramedico, disponendo l'autopsia. Espletati gli accertamenti tecnici ripetibili, era stato disposto l'incidente probatorio con la nomina di un collegio peritale utile ad accertare le cause del decesso e le eventuali negligenze da parte degli indagati. Dopo il deposito delle perizie, il PM aveva formulato la richiesta di archiviazione, richiesta alla quale i genitori di Mirko si erano fermamente opposti. Le argomentazioni mosse dai legali della famiglia sono state pienamente condivise dal GIP Salvucci, il quale ha ordinato al PM l'imputazione coatta per 4 medici per i reati di omicidio colposo e cooperazione nel delitto colposo. Secondo quanto emerso in fase di indagini preliminari, si ravviserebbero nel loro operato il carente erroneo approccio diagnostico e soprattutto terapeutico, quest'ultimo pure colposamente tardivo. Sempre il GIP David Salvucci ha archiviato le posizioni di 4 medici e un infermiere, non ravvisando nei loro confronti alcun profilo di colpevolezza. 2 ispezioni, 2 inchieste e dei provvedimenti del governo in arrivo sulla vicenda dei ritardi dei referti dell'ASP di Trapani. Eppure il manager Croce resiste ancora al suo posto. Intanto sono 206 i pazienti oncologici che hanno saputo con grave ritardo di essere malati. Lorena Dolci. Lo scandalo dei referti in ritardo adesso è sul tavolo del ministro della Salute Schillaci, che si dice pronto a prendere provvedimenti. I suoi ispettori, accompagnati dai carabinieri dei NAS, sono già ripartiti con borse cariche di documenti. Fra questi anche la memoria di 9 pagine in cui il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, ripercorre la vicenda che ha portato alla luce oltre 3.000 referti istologici rimasti senza diagnosi, di cui 206 risultati positivi. 206 persone, cioè, che hanno scoperto con grave ritardo di avere un tumore. È il dato ufficiale emerso dal report della task force della regione. Croce resiste e non ci sta. Il passaggio più delicato della sua autodifesa è quello in cui tira in causa il governo regionale. C'è una PEC del luglio scorso in cui mette al corrente l'assessorato dell'enorme mole di arretrati, senza averne risposta. L'attuale manager, da giorni sotto pressione per lasciare l'incarico, non ci sta ad essere il capro espiatorio, ricordando tutti i tentativi di sopperire alla carenza cronica di anatomi
anatomopatologi, i medici che analizzano i vetrini di campioni di tessuto. Solo 3 medici in servizio sui 9 previsti in pianta organica. Ma nell'appello ad altre aziende regionali per la stipula di convenzioni, nella richiesta di esternalizzare il servizio ottengono il risultato sperato. Così si arriva a ritardi di 8 e persino 9 mesi, con le diagnosi consegnate a pazienti già morti. Sul dirigente pende ormai l'ultimatum di Schifani: dimissioni subito o sospensione di 60 giorni da parte della Regione. Uno scontro che è anche politico e vede il braccio di ferro tra i rispettivi partiti di riferimento, Forza Italia e Fratelli d'Italia. La partita sull'Aspe di Trapani, insomma, si gioca su più livelli. E adesso a Caltanissetta, torniamo a Caltanissetta perché sono 10 gli indagati tra i vertici di Caltacqua e ATI Idrico per le ipotesi di frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. Ci spiega tutto Rita Cinardi. Sono 10 gli indagati nell'indagine della Guardia di Finanza nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta coordinata dal procuratore capo Salvatore De Luca sulla gestione dell'emergenza idrica nel centro Sicilia. Per Caltacqua il legale rappresentante Antonio Gavira Sanchez e il direttore generale Andrea Gallè, oltre ad Antonino Butera, responsabile della depurazione, Massimo Chiarelli dell'ufficio tecnico e Alessandro Orlando, responsabile amministrativo. Per l'ATI invece sono indagati il presidente Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, il direttore generale Antonino Cullura, il responsabile tecnico Mario Denaro e il responsabile amministrativo Sergio Scarciotta. Indagato a piede libero anche il presidente della società spagnola Aqualia, Alejandro Abunrad González. I reati contestati a vario titolo sono frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale. A preoccupare i cittadini di Caltanissetta, dopo le notizie di ieri, è la possibilità che dai rubinetti possa essere stata erogata acqua inquinata. Nel 2023, infatti, una relazione dell'ARPA aveva certificato l'inquinamento ambientale causato da diversi impianti di depurazione. Nella notazione si attestava che tra i mesi di settembre e ottobre 2022, a seguito di alcuni controlli nei depuratori della provincia nissena, si riscontravano nella quasi totalità dei casi livelli di agenti inquinanti, tra cui azoto ammoniacale ed escherichia coli, che portavano a pensare che i reflui urbani finissero nella rete con minimi effetti di depurazione. Sulla frode delle forniture pubbliche, i PM si starebbero concentrando su un'ipotesi di malafede contrattuale da parte di Caltacqua nell'adempimento di quanto previsto dal contratto di affidamento idrico integrato nella provincia di Caltanissetta, che è stato sottoscritto nel 2006 e della successiva convenzione di gestione che regola i rapporti tra l'ATI e il gestore idrico. Vigilia di attesa a Trapani in vista della 30ª giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera. Si torna dove tutto era iniziato, ma con un lungo elenco di vittime da 300. Oggi sono arrivate a 1101 quelle da ricordare. Laura Spanò. Sono passati 30 anni dalla prima giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Si torna in Sicilia, dove tutto è nato, ma dove tutto è cambiato, dove resta l'impegno e ci si prepara alla giornata di domani, dove saranno più di 500 i familiari delle vittime innocenti delle mafie presenti a Trapani. Trapani, innanzitutto un segno di affetto, di stima e di riconoscenza a questa terra e a quanti in questa terra sono fortemente impegnati, ci hanno messo la faccia, la loro passione, la loro energia, anche il loro sacrificio nel contrasto alle varie forme di illegalità, di corruzione, al male, alle mafie. E quindi la giornata della memoria, ma soprattutto la giornata dell'impegno. Fra le storie siciliane ci sarà un'attenzione speciale per le vittime del territorio di Trapani, a cominciare da quelle dei piccoli Giuseppe e Salvatore Asta, uccisi assieme alla mamma Barbara nella strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985. La sorella maggiore, Margherita, è diventata un punto di riferimento dentro Libera. Cammineremo a Trapani con 1101 nomi, 1101 storie e con me quindi io sentirò Barbara, Giuseppe, Salvatore, ma sentirò anche Francesco, sentirò anche Beppe, sentirò anche Gian Giacomo, veramente tutti quanti e sarà bello perché sarà un momento di grandi emozioni sicuramente, ma un momento di rinascita. Speriamo veramente che il vento della memoria, rappresentato da tutte le storie delle vittime innocenti di mafia, possa veramente seminare giustizia e grazie a Libera per aver scelto Trapani.
sono ancora in corso le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera di Palermo a largo di Lampedusa dei 40 migranti che risultano dispersi dopo l'ultimo naufragio che ha restituito 6 cadaveri, 10 i superstiti. Secondo il racconto dei profughi salvati, i migranti partiti da Sfax sarebbero caduti in acqua uno dopo l'altro a causa del mare in tempesta. In azione diversi mezzi aerei della Guardia Costiera e velivoli di Frontex, di forze armate e polizia che si alterneranno nelle attività di sorvolo dell'area. E proprio sul tema della migrazione oggi ha parlato il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto a Palermo. Sentiamo Marco Gullà. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha risposto alla domanda su cosa può fare l'Europa per evitare queste stragi. Nelle settimane scorse abbiamo approvato una comunicazione sul fronte dell'immigrazione, bisogna trovare il modo per rafforzare, così come è previsto, anche i rapporti e i legami con i paesi terzi per cercare di strutturare una politica che sia in grado di poter affrontare questo tema. Mi sembra comunque che i dati, questo non è di conforto assoluto, però è indicativo, nell'ultimo periodo si siano ridotti e questo penso che sia un segnale positivo che la strada che si sta perseguendo è quella giusta. Fitto è a Palermo e ha aperto i lavori del convegno Crescere in Europa, opportunità per lo sviluppo, organizzato dal Dipartimento della Programmazione a Villa Egea. Sulla difesa e il riarmo dell'Europa, il vicepresidente della Commissione europea risponde così. La possibilità di utilizzare le risorse della politica di coesione per la difesa sono collegate esclusivamente alla volontarietà degli Stati membri. Vale a dire, se un governo richiede di utilizzarlo, lo può fare. Questo dal punto di vista dell'immediatezza. In ogni caso, sul fronte degli investimenti della difesa, già le norme attuali consentirebbero, laddove è previsto l'uso duale, cioè militare e civile, di poter sul fronte dell'innovazione utilizzare queste risorse. Ma la scelta è rimessa alla valutazione degli Stati membri e quindi ogni governo deciderà se utilizzarlo o meno. Cambiamo argomento, notte di terrore a Gela. 3 incendi dolosi hanno devastato il centro storico nel giro di pochi minuti. 6 auto carbonizzate, esplosioni, danni agli edifici e una città che si è risvegliata sotto shock. Gerry Italia. Un inferno di fuoco ha squarciato il silenzio nella notte a Gela. 3 raid incendiari, tutti nel cuore della città, hanno trasformato le strade in scenari di devastazione. Il primo allarme è scattato intorno alle 2 in via Risorgimento, nel quartiere San Giacomo, dove una Fiat Panda è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma pochi minuti dopo una nuova chiamata li ha costretti a correre in via San Nicola, vicino al teatro comunale. Qui 2 utilitarie erano già state divorate dal fuoco. L'episodio più grave però si è verificato poco dopo in via Cairoli, ad appena 200 metri dall'ultimo incendio. Poco dopo le 2 un boato ha svegliato di soprassalto i residenti. 3 le auto in fiamme, il fuoco che si propaga lungo la stretta via alimentato da una scia di benzina. Le esplosioni hanno mandato in frantumi vetri e danneggiato infissi e serrande dal primo al terzo piano delle abitazioni vicine. A seminare il panico in almeno 2 dei 3 raid sarebbe stata un'unica persona incappucciata, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza mentre cospargeva le auto con liquido infiammabile e poi accendeva il rogo. Gli investigatori stanno analizzando i filmati per risalire alla sua identità. Rabbia e paura intanto tra i residenti che si sentono ostaggio di un'ondata criminale che non risparmia nessuno. L'ennesima notte di fuoco riaccende i riflettori su un sistema che colpisce senza logica apparente, mettendo in pericolo chiunque abbia la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si avvicina la primavera e torna un nemico quasi invisibile, la processionaria. L'abbiamo trovata nel disastrato Parco Gandhi a Catania. Abbiamo sentito gli esperti che dicono bisogna fare attenzione, può provocare problemi alla salute. Tonino De Mana. Con l'approssimarsi della primavera, oltre alle fastidiose allergie, torna un nemico quasi visibile ma estremamente pericoloso, la processionaria del pino. Si tratta di bruchi con peli urticanti che, oltre ad essere tossici, possono causare gravi problemi all'uomo e agli animali, in primis al cane. A Catania, dove la cura del verde non è certo impeccabile, la processionaria è ben visibile e rappresenta un serio pericolo. Siamo al Parco Gandhi, qui bisogna fare doppia attenzione perché alcuni grossi alberi rischiano di precipitare al suolo. Per non parlare dei rami potati ed abbandonati per terra, che però non stupiscono chi giornalmente frequenta il parco. Soprattutto la parte inferiore si trovano appunto questi rami che sono anni che sono stati potati ma non sono mai stati ritirati dalla... Si chiede mai il perché vengono potati e poi vengono lasciati lì?
Guardi, non saprei dirglielo. Tornando alla processionaria, l'allarme arriva da Margherita Ferrante, direttore medico al Policlinico di Catania. Negli esseri umani provocare prurito, arrossamento, dermatiti, problemi respiratori, congiuntiviti, se i peli per esempio appunto finiscono negli occhi o attraverso lo sfregamento con le mani oppure attraverso l'aria, perché i peli possono distribuirsi, volare attraverso l'aria. Il periodo più rischioso è tra febbraio e maggio, quando le larve scendono dagli alberi per interrarsi. Considerato che alcuni nidi si trovano sopra un parco giochi, sarebbe opportuno un intervento immediato. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo, resteremo a Catania, andremo alla locanda del Samaritano. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24. A Catania è stata consegnata la chiave benedetta da Papa Francesco, che aprirà simbolicamente la casa che accoglie i padri in difficoltà. Al via il progetto dunque della locanda del Samaritano per la rete Agorà. Giusy Lazzara. A Catania arriva la chiave benedetta da Papa Francesco nella giornata internazionale dei poveri e servirà per l'avvio del progetto Agorà della locanda del Samaritano. Questa chiave apre alla speranza e alla solidarietà. Papa Francesco, che ha sempre pensato ai poveri nel suo mistero e continua a farlo, ha voluto, attraverso gli amici Mark dell'Alliance, realizzare questa casa per i padri in difficoltà, che è una delle nuove povertà. E quindi ha benedetto questa casa unica in Italia qui a Catania. Sentiamoci pensati da Papa Francesco. La chiave resterà custodita in questa teca e ricorderà l'apertura simbolica dello spazio di accoglienza. In queste stanze, ancora vuote ma piene di luce, i papà separati e in difficoltà potranno accogliere e stare coi loro figli. Si trova al primo piano di un convento con 5 stanze, una cucina, una lavanderia e una sala da pranzo. La casa vincenziana Bapadre è una delle 13 realtà presenti in tutto il mondo. Non mancheranno anche gli spazi all'aperto per far giocare i bambini. A Taormina si lavora con anticipo alla 71esima edizione del Festival del Cinema, che quest'anno si svolgerà dal 10 al 14 giugno, la cui direzione artistica torna dopo 8 anni. Tiziana Rocca, noi l'abbiamo incontrata in anteprima per farci raccontare che festival sarà. Eva Spampinato. Fortemente motivata e pronta a riportare il Festival di Taormina ai fasti del glamour internazionale. Tiziana Rocca, la signora dei grandi eventi e delle pubbliche relazioni, torna dopo 8 anni alla direzione artistica del Festival del Cinema per l'edizione numero 71, in scena dal 10 al 14 giugno, e lo fa con l'inclinazione che la contraddistingue. Uno spirito, un'energia comunque battagliera di ricostruire un festival all'altezza di quello che merita Taormina. L'abbiamo incontrata in anteprima a Taormina perché la sua visione organizzativa sugli eventi la porta a soffermarsi su tutti i dettagli. Farò un festival nazionale popolare, come è giusto che Taormina abbia, ma con un occhio ai contenuti importanti, perché quest'anno abbiamo rimesso il concorso, ci sarà quindi una giuria veramente di altissimo livello che selezionerà all'interno del concorso, diciamo, il film vincitore, la miglior attrice e il miglior attore protagonista. Il manifesto di quest'anno è un omaggio ai 25 anni del film Malena, la pellicola di Giuseppe Tornatore, che già era stato proprio al fianco della Rocca sul palco del Teatro Antico. I protagonisti, Tornatore e Monica Bellucci, saranno presenti a Taormina? Ma sai, oggi non posso anticipare nulla, però cercheremo di anticipare man mano le notizie, anche per dare la possibilità alle persone di organizzarsi, di venire e di partecipare quest'anno al festival. Il festival si articolerà in 3 sezioni: il concorso internazionale lungometraggi, i fuori concorso e gli eventi speciali al Teatro Antico. Con un occhio anche di riguardo ai film sul territorio siciliano, perché è importante. Obiettivo: riportare i giovani al festival e riempire il teatro ogni sera. Ristileremo assolutamente il campus dei giovani, che è molto importante. Io voglio anche ringraziare l'assessore Elvira Mata per la fiducia della direzione del festival di quest'anno e anche il direttore artistico del Taormina Arte, Gianna Fratta. Tante donne che collaborano e tante donne per fare grande Taormina e comunque portare il nome di Taormina nel mondo.
E subito dopo il telegiornale il nostro spazio di approfondimento con Sicilia 24 Focus. Oggi Eva Spampinato parlerà di bullismo e cyberbullismo nelle scuole con attenzione particolare ai più piccoli. Il fenomeno infatti si diffonde sempre più anche tra i bambini delle elementari. Per questo un pool di avvocati è pronto a scendere in campo nelle scuole. Ospiti oggi della collega Eva Spampinato, il capo della Polizia Postale della Sicilia orientale Marcello Labella, l'avvocato Roberta Castro e la psicoterapeuta Marta Blandini. I vostri messaggi potranno giungere con un messaggio di testo alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. La trasmissione, oltre che in diretta su Telecolor, potrà essere seguita anche in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo e poi il calcio. E siamo al calcio, sale l'entusiasmo in casa Catania in vista della partita di domenica contro il Crotone, a testimoniarlo anche una buona prevendita dei tagliandi, il servizio di Francesco Triolo. Assaporare il gusto dell'attesa. Da oggi si entra nel vivo del prepartita di Catania-Crotone che domenica all'ora di pranzo al Massimino daranno vita ad un match playoff in piena regola. Due squadre che stanno attraversando uno dei momenti migliori della stagione. I calabresi hanno appena battuto la capolista Cerignola riaprendo il discorso terzo posto. Ma se i rossoblù hanno fatto bene in casa, 4 vittorie consecutive. Nelle ultime 3, lontano dall'uscita, la squadra di Longo ne ha perse 2 e pareggiato l'ultima a Benevento. I rossazzurri invece, forti di 6 risultati utili consecutivi, hanno riacceso l'entusiasmo e adesso puntano proprio il quarto posto del Crotone che in caso di vittoria potrebbe accorciarsi ad una sola lunghezza. E proprio il pubblico sta rispondendo, 1 migliaio già i biglietti staccati in vista della gara contro il Crotone e ancora mancano 3 giorni. Sul fronte squadra toscano può sorridere, anche il derby di Messina ha confermato che può contare su più uomini a disposizione senza neanche la necessità di dover adattarne alcuni nei ruoli. Lunetta, match winner al Franco Scoglio, si conferma ad esempio un jolly prezioso, può giocare da trequartista ma anche alternarsi sulla corsia esterna con Anastasio. Ecco il dubbio maggiore probabilmente in vista della gara di domenica, anche perché Dal Monte ha confermato di essere ormai disponibile e pronto. Adesso al tennis vi facciamo conoscere un giovane talento palermitano, si chiama Federico Cinà. Marco Gullà. Allena a Palermo il Country Time Club, in tanti seguivano il match incollati alla TV. Pallino, Federico Cinà è il figlio di tutti i soci del circolo, l'abbiamo visto nascere, crescere, quindi la soddisfazione che ha passato il primo turno al 1000 di Miami e ci auguriamo che vada ancora avanti. Figlio del coach di Roberta Vinci, Cinà per molti è un predestinato. Io credo innanzitutto che ha una famiglia che è meravigliosa, il padre, la madre, entrambi tennisti, coach, quindi sicuramente il nostro compito è stato quello di farlo sentire in famiglia. E domani Cinà sarà di nuovo in campo per affrontare il campione bulgaro Dimitrov, numero 13 al mondo. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, il prossimo appuntamento con il telegiornale su Telecolor alle ore 19. Adesso invece vi lascio all'interessante appuntamento con Sicilia 24 Focus, tutto dedicato al tema del bullismo e cyberbullismo, soprattutto per i più piccini, a condurre la collega Eva Spampinato. A tutti un buon pomeriggio.